Domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Lione. È il 180° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 186 al termine. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 21:03. La luna si leva alle 13:19 e tramonta all'1:10. Muore a Monselice l'architetto Andrea Tirali, ultimo rappresentante dell'arte barocca e nel tempo stesso anticipatore degli indirizzi rococò e neoclassico a Venezia. Sue opere più note: il Ponte dei Tre Archi a Venezia, il disegno per la pavimentazione di Piazza San Marco, la chiesa di San Simeone Piccolo a Venezia, la chiesa dei Santi Vito e Modesto a Chioggia. Le previsioni per domani. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti in montagna. Dalle ore centrali aumento dell'instabilità con nuvolosità più estesa a partire dalle zone montane fino alla pianura, specie centro-orientale verso sera. Temperature in lieve calo sui rilievi, specie sulle Dolomiti, e senza significative variazioni in pianura. Asso dell'aviazione durante la Prima Guerra Mondiale, con oltre 60 duelli aerei e 34 velivoli nemici abbattuti, mentre mitragliava le linee austriache, fu colpito il 19 giugno 1918 dalla contraerea e precipitò sul Montello, sopra il colle Val dell'Acqua, non lontano dall'abbazia di Sant'Eustachio, a Nervesa della Battaglia. Stava infatti sorvolando le trincee nemiche con il suo velivolo Spad 7, quando un colpo di fucile, giunto da terra, lo abbatté definitivamente. Francesco Baracca, nato a Lugo di Romagna il 9 maggio 1888, fu un pilota capace, coraggioso, ma soprattutto umano, che diede prova di grandi abilità durante la Prima Guerra Mondiale. La storia ci informa sul primo abbattimento effettuato da Francesco Baracca sopra Gorizia. Dopo vari minuti di ingaggio, riuscì a portarsi con una cabrata in coda al velivolo nemico e con 45 colpi lo abbatté. Ma Baracca atterrò subito nei pressi dello schianto per verificare le condizioni del pilota nemico. Secondo fonti certe, infatti, egli stesso aveva dichiarato: «È all'apparecchio che io miro, non all'uomo». Per queste ragioni, ancora oggi il paese di Nervesa della Battaglia lo ricorda come un grande eroe, o meglio, l'asso degli assi. Soprattutto attraverso il monumento a lui dedicato, che è possibile ammirare nei pressi del luogo in cui presumibilmente cadde. Opera sculturea commemorativa disposta dal geometra Marabini di Lugo di Romagna. Il monumento, opera del faentino Domenico Rambelli, fu inaugurato il 21 agosto 1936 alla presenza del Duca d'Aosta e dei massimi gerarchi del regime. Il cavallino rampante nero è e resterà il simbolo di questo asso dei cieli, contrassegno poi donato dalla madre di Baracca ad Enzo Ferrari per la scuderia di Maranello e che oggi tutti conosciamo.